Allora, sono qui con Alessandro Coppisti. Alessandro, innanzitutto, che partita hai visto oggi? Ho visto un buon San Grigo e un non buon centro. Mm, siamo stati troppo nervosi, abbiamo commesso dei falli inutili, però dispiace perché si era lavorato un po' meglio, però sapevamo che non era facile. Comunque, con tranquillità io mi prendo le mie responsabilità, i giocatori devono continuare a lottare, perché se non si lotta non si arriva in fondo all'obiettivo. Sì, abbiamo visto comunque una partita vivace, almeno da lassù, abbiamo visto una partita piacevolissima, al di là del risultato chiaramente che è maturato, però una partita che è sempre stata in bilico fino a poco dalla fine e soprattutto una grande partita, insomma, te lo chiedo a te da ex portiere dei due portieri. I portieri sono stati bravissimi tutti e due, poi io vedo anche il bicchiere in una certa maniera, cioè diciamo che sono bravi ma hanno sbagliato anche tanto i giocatori nel tirare, però bravissimi i portieri. Ho detto noi dobbiamo migliorare perché abbiamo sbagliato parecchie occasioni, poi dopo abbiamo spento la luce. In squadra hai due fenomeni, due bomber come Muglia e Mura. Notizia nelle notizie è che oggi nessuno dei due ha segnato. Secondo te è stata questa la chiave di volta, cioè una difesa di Sandrigo maggiormente attenta su questi due pericoli pubblici? Sapevamo che il San Grigo faceva questo tipo di partito di difesa, siamo noi che non siamo stati bravi a sfruttare le opportunità e a concedere delle occasioni clamorose, con dei falli clamorosi, però va bene. D'accordo, ti Grazie a ringrazio voi. Alessandro, buona Grazie. serata.